Pedalpini e da Andrea Rognoni. Oggi abbiamo un ospite davvero d'eccezione che è Mirko Molteni, collaboratore di Libero, espertissimo di politica, metapolitica e geopolitica internazionale. Oggi vogliamo capire veramente cosa sta succedendo in Ucraina e nell'area orientale dell'Europa, perché è veramente un puzzle unico nel suo genere e io stesso non sono a conoscenza di tutti i dettagli come invece lo è appunto Mirko. Sentiamo subito Mirko Molteni. Pronto Mirko? Pronto, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Benissimo, allora tu tra l'altro stai scrivendo numerosi articoli per Libero proprio su questo argomento, l'ultimo è uscito 2 giorni fa mi sembra, se non è uscito uno oggi anche, Kiev cerca l'aiuto di Obama, navi americane nel Mar Nero, la nuova guerra fredda. Illustraci un po' tu la situazione perché penso che veramente moltissimi ascoltatori di Radio Padania non ci stiano capendo più niente, cosa imbarazzante perché non si tratta dell'Africa, vero, ma dell'Europa. A te la parola Mirko. Certo, la situazione è effettivamente molto complicata perché nasce dalla stratificazione di molti problemi storici che si sono accumulati nel corso dei secoli. L'ultimo di questi pasticci, tra virgolette, era stato combinato già in epoca sovietica da Khrushchev nel 1954, quando appunto l'Ucraina e la Russia erano entrambe parte dell'Unione Sovietica e non si sarebbe mai immaginato che un giorno l'Unione Sovietica si sarebbe potuta sfaldare e Khrushchev decise di regalare, tra virgolette, la Crimea e la parte quella che oggi è la parte orientale dell'Ucraina, no? Che allora facevano parte della Repubblica Sovietica Russa, le regalò alla Repubblica Sovietica Ucraina e quindi già lì creando le premesse anche degli scompigli a cui assistiamo oggi, perché già a quei tempi comunque la parte orientale dell'Ucraina, la zona di Kharkov e di Donetsk, oltre alla stessa penisola di Crimea, avevano una popolazione costituita in maggioranza da russi, per cui i fatti a cui stiamo assistendo in questi giorni hanno radici antiche e tra l'altro il fatto che finora non sia emerso il problema dei russi di Crimea era dovuto al fatto che l'Ucraina, da quando si è sfaldata l'Unione Sovietica, quindi dal 91, l'Ucraina era rimasta comunque grosso modo nell'orbita della Russia, per cui anche i russi abitanti in Crimea e nella parte orientale del paese si sentivano comunque parte, diciamo, di un mondo comune. Ciò che ha fatto accelerare drammaticamente gli eventi è stato fin da novembre l'inizio delle proteste contro il governo del presidente Yanukovych che chiedevano l'annessione, diciamo, la firma dei trattati di adesione all'Unione Europea, il che comunque alla Russia non poteva assolutamente andare bene, anche perché è prevedibile che un'eventuale comunque adesione stretta dell'Ucraina all'Unione Europea porterà prima o poi a una qualche forma di associazione anche alla NATO, per cui la Russia si troverebbe la NATO proprio sui suoi confini. Quindi per molti aspetti, venendo a toccare una serie di equilibri militari e politici fragilissimi, è difficile veramente dire quali sbocchi potrà avere questa crisi, perché la Russia sicuramente non può indietreggiare, perlomeno sulla questione della Crimea, per una questione anche semplicemente per una questione di faccia, di reputazione. Per lei è proprio una questione vitale, anche per il fatto che in Crimea, a Sebastopoli, nella città di Sebastopoli, è rimasta comunque di base, anche dopo la fine dell'Unione Sovietica, è rimasta di base
la gran parte della flotta russa del Mar Nero. Quindi certo. anche una posizione che comunque non potrebbe mai cedere. Scusa Mirko, per chi si interessa di identità, facci capire, la Crimea dal punto di vista identitario, storico-culturale, potrebbe avere tutte le carte per una sua autonomia oppure no? Perché questo è uno dei punti cruciali attorno a cui gira tutto il discorso. Facci capire un po', veramente, perché io stesso non ho delle conoscenze specifiche. A te la parola. Certo, la Crimea era stata conquistata dall'impero russo nel Settecento e fino ad allora era dominata da alcuni residui dell'antico impero mongolo. Difatti, dopo che si era sfaldato l'antico impero mongolo e comunque era sopravvissuto per qualche secolo alla morte di Gengis Khan, in Crimea rimase uno dei suoi khanati, cioè governato da un khan locale. Khanato di Crimea, che poi era entrato sotto l'influenza anche dell'impero turco, dato che nel frattempo si erano convertiti all'islamismo. E l'impero russo conquistò la Crimea fin dal 1700. Tra l'altro inaugurando proprio da quell'epoca anche la costituzione di una flotta russa del Mar Nero. E fu da allora uno dei capisaldi appunto dell'impero russo, tanto che poi un secolo e mezzo dopo, nel 1853-55, ci fu la famosa guerra di Crimea, quando inglesi e francesi mandarono corpi di spedizione per contrastare i russi, che a loro volta avevano inflitto una batosta all'impero turco, perché a quell'epoca l'impero turco era appoggiato da inglesi e francesi per tenere sotto controllo la Russia. Quindi Sebastopoli, per difendere Sebastopoli, i russi hanno versato fiumi di sangue appunto a metà dell'Ottocento contro inglesi e francesi. E poi anche nella seconda guerra mondiale, quando poi ci fu l'invasione tedesca. Ma da un punto di vista etnico-culturale la situazione è effettivamente intricata, perché i russi appunto si erano stabiliti lì fin dal tempo della conquista appunto nel Settecento. I discendenti, i seguaci dei Khan tartari, a loro volta si erano insediati lì comunque sull'onda di queste invasioni. E nel frattempo c'era il problema che comunque non esisteva una vera e propria Ucraina, perché quella che noi oggi chiamiamo Ucraina all'epoca era in parte, le parti più orientali erano già parte dell'impero russo e le parti più occidentali erano sottomesse alla Polonia. Certamente. E gli stessi ucraini comunque hanno una lingua molto simile comunque al russo. È abbastanza difficile anche stabilire una vera e propria distinzione etnica, tant'è vero che la stessa parola ucraina nacque, una volta si diceva Akraina, che significava periferia, cioè la stessa origine dell'espressione nasce come a dire periferia occidentale dell'impero russo. Certamente. Ecco, quindi è una questione di difficile ecco, noi sappiamo che Kiev era uno dei primi capisaldi della presenza dell'antica Rus all'interno di quel contesto, no? Quindi, e questo intrica ancora di più il discorso. Certo, io qui diciamo non volevo ancora andare proprio ai primordi della storia medievale. Comunque, andando appunto ancora più indietro, ancora a 1200 anni fa, appunto c'è il discorso che a Kiev aveva avuto origine il primo forte stato russo ancora nel IX secolo, quindi 880 anni dopo Cristo. Certamente. È da lì che poi quella che consideriamo la civiltà russa si è poi espansa verso la Moscovia, no? Per cui per i russi il discorso della Crimea assomiglia un po' a quello tra Serbia e Kosovo,
laddove appunto la Serbia è stata costretta con la forza a rinunciare al Kosovo, che era stato la culla originaria dello Stato serbo medievale. Quindi ci sono dei parallelismi con la situazione tra Serbia e Kosovo nel 99, e appunto oggi siamo alla vigilia di questo referendum che si terrà domani, tramite cui la popolazione della Crimea, di maggioranza russa, deciderà, quasi prevedibilmente, deciderà per un'indipendenza che dopo un anno di preparazione porterà poi all'annessione della Crimea alla Russia. Questo aspetto è molto vischioso, perché un conto è rivendicare, al di là di giustificate ragioni o no, un'autonomia reale, oppure l'altro conto invece procedere ad una specie di transazione che porterà la Crimea nuovamente all'interno della Russia. Ecco, noi facciamo fatica a capire, diciamo noi più occidentali, questa questione. Certo, il fatto è che comunque i russi anche come popolazione storicamente hanno sempre interpretato la loro appartenenza a una dimensione che era nazionale ma anche imperiale, cioè fin dall'epoca degli zar, tant'è vero che comunque anche alle origini della storia russa, quando i primi granduchi di Moscovia poi cominciano a proclamarsi zar, il zar deriva da Cesare, no, Czar, lo fanno richiamandosi ai Cesari romani. Perché? Perché nel XV secolo Ivan III aveva sposato una principessa della casa reale di Bisanzio, per cui quando poi nel 1453 Costantinopoli e l'impero bizantino erano stati definitivamente annientati dai turchi ottomani, Ivan III e i suoi discendenti avevano cominciato a considerarsi come gli eredi di Bisanzio, che a sua volta era l'erede dell'impero romano, e quindi si consideravano un po' come Mosca, come se fosse la terza Roma. Chiaro. Per cui da lì i russi hanno sempre considerato la loro appartenenza non solo nazionale ma anche imperiale, a un sistema anche di potere geografico enorme che arriva praticamente fino alla Siberia. Per chi volesse intervenire 0266203529, 0266203529 e volesse chiedere qualcosa al nostro Mirko. Quindi situazione intricatissima ma complicatissima. Ho sentito al telegiornale, è vero come tutti, l'idea, la notizia che domani sarà un successo enorme in quel referendum. È vero questo? La previsione ha una sua plausibilità oppure si tratta di un atto di strafottenza da parte dei filorussi? Ma sicuramente l'affluenza da parte dei criminali di origine russa sarà massiccia, quindi sotto quell'aspetto ci potranno dire qualcosa in proposito i numerosi osservatori internazionali che comunque presenzieranno questo referendum, perché tra l'altro un'altra cosa molto, molto interessante è che nonostante gli americani, l'ONU e la NATO non considerino legale questo referendum, però pur tuttavia osservatori internazionali da una cinquantina di paesi sono giunti in Crimea proprio a osservare la regolarità del voto. Questo perché? Perché comunque al di là delle parole, comunque anche a Washington, alla Casa Bianca, a Bruxelles e anche a New York, al Palazzo di Vetro dell'ONU, ci si rende conto che comunque la Russia è talmente grossa, talmente potente, che appunto al di là delle parole di facciata, poi bisognerà scendere comunque a fatti sul terreno di fronte ai fatti reali, perché comunque non si può certo trattarla come l'Iraq o come la Serbia, essendo una telefonata, Mirko, pronto? Buongiorno, prego. Sono in linea? Sì, prego. Buongiorno, ascolto con molto interesse la vostra disamina storica. Vorrei solo aggiungere che
Io vedo già da anni la Russia come nostro unico baluardo che ci possa permettere di salvare i nostri lavori, i nostri valori e la nostra civiltà. E quindi mi piace moltissimo la politica di Putin, che contro questa Europa ridicola noi purtroppo rappresentiamo anche, l'ha messa sotto i propri tacchi. Mi piace anche la sfrontatezza con cui affronta gli Stati Uniti. Sappiamo benissimo quanto gli Stati Uniti mettano le ruote, i bastoni fra le ruote alla Russia in quei territori come la Georgia e la stessa Ucraina. E oltretutto vorrei dire a favore del presidente, come si chiamava, Yanushchenko, che secondo me in Ucraina rappresentava un modello quando ha messo in galera la Timoshenko perché ha fatto accordi contro il popolo. Quello è un modello che andrebbe adottato qua. Poi non so cosa succederebbe, quanti rimarrebbero fuori. La saluto. Grazie. Buona giornata. Grazie. Mirko, come commenti questa telefonata? Il commento dell'ascoltatore è stato molto interessante anche perché sicuramente Putin fa bene a dimostrare che comunque non può una sola potenza, cioè gli Stati Uniti, pensare di dettare leggi in ogni angolo del mondo. Quindi certamente un equilibrio per cui ci siano altre potenze che cerchino in qualche modo di equilibrare la forza degli Stati Uniti sono necessarie, perché il mondo intero non ricada sotto un monopolio della potenza. In secondo luogo, l'accenno a Yulia Timoshenko, appunto ex premier che era stata incarcerata dal precedente presidente ucraino e che poi è stata liberata appunto poche settimane fa dopo la rivolta di Kiev. La Timoshenko, appena liberata, si è lasciata andare a dichiarazioni che avrebbero potuto avere una portata catastrofica, nel momento in cui aveva dichiarato che occupando la Crimea i russi di fatto avevano dichiarato guerra, e era come se avessero dichiarato guerra agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e alle nazioni occidentali in genere. Un'altra telefonata, Mirko. Quindi ha voluto soffiare sul fuoco. Pronto? Sì, prego. Salve, sono Zoran Kovacevic e sono nato in Jugoslavia. Io penso che il mondo non sarà mai più uguale come una volta, perché sono nato nel mondo nucleare e della paura nucleare, però finora tutti eravamo abbastanza, diciamo, in equilibrio. Dal marzo quest'anno il mondo non sarà più uguale, e se ci sarà la guerra tra America e Russia potrebbe essere una guerra nucleare tattica, e come sarebbe Europa, nostra economia, e ci saranno prospettive nostre padane o no? Grazie. Grazie. Senti Mirko, il tempo è un po' tiranno, cominciamo a dire anche che tu questo pomeriggio tieni una conferenza sul tuo ultimo libro, che è una storia dell'aviazione mondiale, se ci dai già i riferimenti, perché poi passa rapido il tempo. Mirko. Sì, quella presentazione la tengo appunto questo pomeriggio alla sala congressi della biblioteca di Villa Santa, a 2 passi da Monza, alle ore 16. Benissimo. Rispondendo brevemente Sì. all'ascoltatore, certo, l'ipotesi di una guerra guerreggiata anche con armi nucleari tattiche fra Stati Uniti e Russia, speriamo che sia comunque un'ipotesi poco plausibile. Di certo bisogna vedere se ci saranno delle conseguenze sulla tenuta della NATO. Potrebbe darsi che nel peggiore dei casi moltissimi paesi magari preferiscano anche uscire dalla NATO piuttosto che venire devastati. Certo, c'è un'ultima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Salve. Guadagna Libera, sono Ronchi da Vaprio. Prego. Pronto. Saluto gli eminenti professori Rognoni e Molteni. Una proposta di soluzione sarebbe la spartizione dell'Ucraina, che ho sentito paventare da qualcuno, non so se sarebbe accettata, e l'altra, non potrebbe essere una forte confederazione ucraina, in cui i popoli russofoni
rimangono in un'unione ucraina ma con amplissime autonomie. Questa sarebbe la soluzione. Cosa pensa il professor Molteni? Grazie. Prego Mirko. La soluzione potrebbe essere ideale, però probabilmente i russi chiederebbero come garanzia che l'Ucraina non venga mai ammessa nella NATO, perché il vero problema rimarrà sempre la paura russa che l'Ucraina poi entri presto o tardi nella NATO, quindi sconvolgendo gli equilibri militari. Ho capito. D'accordo, allora senti Mirko, ci hai veramente illuminato, perché la tematica è complessissima, complicatissima, e quindi veramente ci voleva questa tua lezione speciale. Naturalmente ti seguiremo sempre su Libero nei prossimi giorni, penso che tu commenterai anche proprio il referendum di domani e tutto quello che succederà dopo. È veramente una situazione complessa, ha ragione tra l'altro il penultimo ascoltatore quando dice ci potranno essere anche delle ricadute per noi padani, o per chi insomma si interessa di padanità, perché il mondo oramai è diventato piccolo da questo punto di vista, e in ogni caso la nuova guerra fredda, chiamiamola così, avrà delle ripercussioni piuttosto capillari ovunque. Ecco, io veramente, siccome siamo alla fine, mancano pochissimi minuti, ricordo anche la bella manifestazione di San Patrizio Festival che si tiene a Fiera Milano City in questi giorni, organizzata anche da te, soprattutto da Terra Insubre, e tantissimi personaggi che parlano, da Elena Percivaldi a Paolo Guisano, persone che veramente hanno una consapevolezza e una profondità di approccio a tematiche non solo irlandesi così, ma che riguardano poi le radici della padanità, che sono veramente straordinarie. Quindi l'appuntamento è tutti i giorni, vero, ieri, oggi e domani a Fiera Milano City. Mirko, dobbiamo un po' concludere, e purtroppo il tempo è stato tiranno, tantissimi sono gli spunti, e come possiamo concludere questa trasmissione, Mirko? Che dritta ci dai, che dritta finale ci dai? Una brevissima riflessione che siamo nell'anno in cui si festeggia, diciamo, si celebra drammaticamente il centenario della Prima Guerra Mondiale, 1914-2014, e purtroppo nel caso della crisi legata all'Ucraina vediamo ripetersi errori come 100 anni fa, cioè le due parti non indietreggiano perché ognuna non può indietreggiare per salvare la faccia, anche gli Stati Uniti riguardo al loro impegno preso con quelli di Kiev, quindi è molto preoccupante. Certamente, è decisamente molto preoccupante tutta questa faccenda, e vedremo come poi se ne uscirà. Senti Mirko, noi ti ringraziamo tantissimo, i tuoi interventi a Radio Padania, sì, che poi magari si susseguiranno anche presto in altre nuove forme, sono preziosissimi, come poi tutti i tuoi articoli naturalmente per Libero e tutto quello che stai facendo, conoscendoti poi personalmente, anche la tua conoscenza dal punto di vista della tecnica militare, la storia della tecnica militare è straordinaria. So che dici, mi sembra l'ultima cosa, il libro che stai scrivendo sulle esplorazioni geografiche sarà altrettanto prezioso, no? Quando è che uscirà, Mirko? Sì, sto completando appunto questo libro sulle antiche esplorazioni geografiche a partire dagli egiziani fino a Magellano, quindi fino al 1500 circa. E conto di completarlo entro un paio di mesi. Perfetto. Quindi sicuramente sarà nelle librerie quest'estate. Perfetto. Dobbiamo davvero salutare, ricordiamo a Villa Santa l'appuntamento sto pomeriggio con te, appunto che risponderai magari anche ad altre domande oltre a quelle relative al tuo libro, e mi raccomando, Venezia risorga Venezia per tutti, come sempre ascoltateci lunedì che sarà un'altra trasmissione importante per la cultura padana. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia e per sempre la padanità. Un grande abbraccio, a risentirci.